Avete visto che come numero complessivo di interventi abbiamo un aumento che è dovuto principalmente alle 3 emergenze alluvionali che si sono verificate dal 13 di luglio fino al 12 di agosto. È chiaro che l'emergenza più complessa per noi è stata quella dal 24 di luglio fino al 12 di agosto. Lì abbiamo effettuato 950 interventi e la maggior parte di questi interventi sono tutte coperture di fabbricati che sono stati scoperchiati a seguito di questa emergenza maltempo. Dai dati che noi vi abbiamo dato è chiaro che non emergono diciamo, i classici numeri di danni d'acqua, perché questa è un'emergenza un po' particolare, scoperchiamento di tetti, e rientrano nella categoria di soccorso al personale. Oltre agli interventi sul territorio della Marca, voi siete intervenuti anche a livello internazionale? Siamo intervenuti sia a livello internazionale, ma siamo intervenuti anche sul territorio nazionale. Vi ho detto prima, siamo andati a Ferrara a seguito delle esplosioni in quella palazzina nella provincia di Ferrara, appunto. Siamo andati a supporto del comando di Venezia in occasione dell'incidente del bus dove hanno perso la vita 21 persone. Siamo andati in Turchia nell'emergenza terremoto e siamo andati in Repubblica Ceca per andare a ricertificazione in modulo HCP alto pompaggio. Allora, vi devo dire che è andata meglio rispetto all'anno scorso, perché abbiamo avuto una diminuzione degli incendi. Abbiamo avuto una diminuzione di circa il 8-10%, così come del 5% per quanto riguarda gli incidenti stradali. Sugli incendi, seppur c'è stato un decremento del numero, abbiamo avuto anche degli incendi, come vi ho detto prima durante la conferenza stampa, molto complessi. Mi riferisco all'incendio della DP Line, mi riferisco all'incendio della Chemiston, che è un'attività di deposito di prodotti chimici, e all'incendio della Chrysos, che è una fabbrica orafo. E quindi abbiamo avuto anche degli incendi molto complessi. Sì, abbiamo una carenza soprattutto nel personale qualificato di capisquadra e capireparto. Lì abbiamo una carenza che si attesta al 25%, ci mancano 26 unità su un totale di 108, quindi capite bene. Dobbiamo lavorare con le risorse che abbiamo. Vi devo dire che questo non va assolutamente a inficiare il dispositivo di soccorso e quindi la garanzia che noi diamo per la nostra comunità. Oltre a tutto questo, 2 riconoscimenti che, da quanto detto prima, l'hanno resa particolarmente orgogliosa del comando. Assolutamente sì. Queste sono, l'ho detto prima, sono le belle soddisfazioni di fare questo mestiere. Io dico che il nostro mestiere è il mestiere più bello che ci possa essere. È chiaro che uno va a decantare sempre il proprio lavoro, ma vi posso garantire che le soddisfazioni del Vigile del Fuoco non è il riconoscimento economico, ma sono queste. Quelle quando qualcuno ti dà una pacca sulla spalla e ti dice grazie. E qui abbiamo avuto 2 riconoscimenti di 2 unità di personale che hanno effettuato degli interventi che non erano in servizio, di cui uno, Vittorino Liessi, stava andando a fare un concorso per il passaggio a ispettore, quindi cambio di ruolo. E lui, tra virgolette, ha rinunciato, perché lo si sa, no? Quando tu ti fermi per effettuare un intervento di soccorso e non ti presenti a quell'ora al concorso, è chiaro che tu rinunci al concorso. Lui, tra l'altro, quindi ha salvato la vita a un anziano che si trovava imprigionato all'interno della propria abitazione a seguito di un incendio ed è uscito anche ustionato da questo intervento, quindi anche lui dopo è stato trasportato in ospedale per le cure. E poi abbiamo un altro riconoscimento, anche qui molto bello, di Stefano Zambrano, che è un caporeparto di Castelfranco, dove su Viale Europa si è fermato a Castelfranco perché c'era una macchina ferma con una signora che era per terra, quindi ha capito subito la gravità della cosa,
ha fatto immediatamente la rianimazione cardiopolmonare e ha continuato fino all'arrivo del 118, e questo anche a detto del personale del 118 ha consentito di salvare la vita della signora. In questo periodo le persone si accingono ad addobbare casa con luminari e quant'altro. Qualche suggerimento per la sicurezza e l'incolumità? Assolutamente sì. Dobbiamo prima di tutto comprare luminari certificati, non comprare luminari che non siano certificati, perché non dobbiamo dimenticarci che l'albero di Natale è molto suscettibile a prendere fuoco. Quindi una favilla dovuta a un malfunzionamento delle luminarie innesca immediatamente un incendio, quindi dobbiamo stare molto molto accorti. Poi un altro consiglio che vorrei dare è la sera, prima di andare a dormire, staccare le luminarie. Anche quelle che poniamo sui nostri balconi, anche quelle che poniamo sulla porta d'ingresso, anche quelle che riponiamo sui nostri terrazzi, anche quelle che riponiamo all'esterno, nel giardino. Stacchiamo queste luminarie, che possono costituire comunque un pericolo.